All'inizio furono i volti, il viaggio nella storia dell'arte intrapreso da Marco Goldin con la mostra che inaugurò la Basilica Palladiana di Vicenza lo scorso anno continua nel segno del paesaggio. La grande mostra verso Monet alla Gran Guardia a Verona racconta la storia del paesaggio dal 600 al 900. Un lungo racconto attraverso 5 sezioni, 105 opere in arrivo da 40 musei di tutto il mondo. Un viaggio fatto di segni, prospettive, visioni e che inizia proprio da un famoso paesaggio di Annibale Carracci che riempie la scena di San Giovanni Battista e da un'altra scena sul fiume del Dominichino, nei quali il paesaggio diventa il soggetto principale dell'intero dipinto. La natura prende la scena e si trasforma da sfondo a protagonista delle opere. Una sezione che riserva anche qualche spazio al disegno con una interessante, evanescente veduta di Rembrandt e alcune opere che ci parlano del diverso rapporto con la natura e il paesaggio, vero o fantastico, di Poussin, Lorraine, Salvator Rosa. Protagonista della seconda sezione è invece il più noto dei vedutisti settecenteschi, quel canaletto che ha reso eterna l'immagine di Venezia e della Serenissima, assieme a Bellotto e a Guardi. Poi una sezione di capolavori che disegnano la rivoluzione dell'immagine in tutte le sue espressioni e quindi a maggior ragione nel paesaggio dell'Ottocento, il secolo della natura, idealizzata nella pittura romantica di Friedrich e Turner e poi osservata fino al realismo nel sottobosco di Constable, poi immaginaria, ideale negli scorci di Corot e Courbet. Interessante in questa sezione anche il confronto con le opere scandinave, americane e dell'Europa dell'Est di questo periodo, espressioni di un rapporto sempre più diversificato con il mondo esterno che proprio in questi anni cambia paesaggi e anche assetti sociali, fino all'esplosione espressionista, che è il cuore della mostra. Uno stacco che è apprezzabile già dalla prima tela della sezione, il paesaggio bretone di Émile Bernard, che apre una sequenza di espressioni che ritraggono una natura utopistica che germoglia nelle profondità dell'anima. Cézanne, Degas, un paesaggio tahitiano di Gauguin, Manet, due dolcissimi Renoir e l'universo contorto e tormentato di Vincent van Gogh, che ci conduce anche all'ultima sezione, quella dedicata in gran parte all'artista che dà il nome alla mostra, Monet, che ci riconcilia con la natura e con l'uomo, il soggetto col paesaggio. 2 sale finali su Monet fantastiche, nelle quali lui dissolve il dato della realtà, partendo lui dalla realtà foresta di Fontainebleau nel metà degli anni 60 dell'Ottocento fino a Giverny. Monet ci inonda gli occhi di vedute marine, di distese verdeggianti, capace di raccontare la poesia di uno stagno di ninfee come l'evanescente atmosfera di una Parigi avvolta nelle brume mattutine, con un omaggio a Venezia, l'isola di San Giorgio Maggiore e un salice piangente che chiude la rassegna, una tela del 1918 che già ci parla del buio che verrà con la guerra alle porte e un'arte nuova che racconterà le inquietudini della modernità. Una mostra complessa che ha richiesto un lungo lavoro di preparazione e che a febbraio si trasferirà nella Basilica Palladiana di Vicenza. È un lungo lavoro, ho iniziato a lavorare su questo progetto durante l'estate del 2011, siamo nell'autunno del 2013, ho scritto un libro di quasi 500 pagine che è diventato il catalogo della mostra per spiegare il senso di questa esposizione e per raccontare una grande storia del paesaggio. Una fatica sicuramente bella, un lavoro meraviglioso che ti mette in contatto tutti i giorni, oltre che con tante scocciature e seccature, però anche con tante cose bellissime che si possono vedere in tutti i musei del mondo.